Credo che il percorso a cui anche il Papa ci sta invitando, non solo per il Giubileo ma in modo generale, è proprio questo di andare incontro all'altro. Andando incontro all'altro si scopre la ricchezza che l'altro porta. E poi, in modo particolare, avendo iniziato il Giubileo della Misericordia, Allah il Misericordioso è il nome massimo che l'Islam dà ad Allah, e per noi Dio Misericordioso è il nome più bello che possiamo dare alla paternità di Dio. Se non c'è l'incontro, il dialogo e quindi il dirsi a partire dalla propria identità, non ci si capisce. Dialogare non significa svilire se stessi o assumere un atteggiamento di buonismo nei confronti dell'altro. Dialogare significa avere una chiara identità di sé e rispettare l'identità dell'altro. E allora il dialogo significa creare un ponte per andare incontro all'altro, e andando incontro all'altro si scopre di quanta ricchezza l'altro è portatore, senza lasciarsi prendere dalla paura. La paura in fondo è il segno più evidente di una mancanza di identità chiara di se stessi. E tanti cristiani oggi hanno paura proprio perché forse dovrebbero interrogarsi: ma che significa per me essere cristiano? Cioè, ho chiara l'identità del mio essere cristiano?